Campomarzo. Inizia qui la campagna elettorale per le amministrative di Vicenza 2023. L'ultima battaglia politica, anzi la prima in questa sfida per la poltrona di sindaco che si deciderà a giugno, è tutta in queste panchine dette antibivacco. Ma la definizione è già un azzardo, infatti non ci sono divisori metallici, semplicemente hanno misure ridotte, 1,50 m da bracciolo a bracciolo, e poi ci sono le poltroncine da 70 centimetri. La questione era diventata incandescente in consiglio comunale, dove l'opposizione di centrosinistra era insorta contro queste panchine che rientrano nella riqualifica di Campomarzo effettuata coi fondi PNRR. Con i soldi pubblici dei fondi PNRR dedicati al recupero dell'emarginazione sociale si finanziano elementi disturbanti, divisori per le panchine, sedute monoposto, cespugli tappezzanti e altri elementi di disturbo. La riduzione dell'emarginazione è quella dando servizi ai senza tetto, alle persone in difficoltà presso strutture come stiamo facendo con l'amministrazione. Abbiamo raddoppiato i posti addirittura nell'albergo cittadino trovando una seconda struttura. Quello è ridurre l'emarginazione. Botta e risposta tra opposizione e amministrazione di Vicenza. I fondi PNRR, in questo caso, sono rivolti a ridurre il degrado sociale. Noi qui andiamo a alleviare il problema del degrado quando troviamo persone, ma che può anche può non essere un senza tetto, può essere anche uno studente o una persona con grado alcolico alterato, che si stende durante il giorno e non è una cosa bella da vedere. Quindi quello è il senso di avere i braccioli, quindi impedire di stendersi di chiunque. Insomma, su queste panchine non ci si stravacca, ma non sono state pensate per dissuadere i senza tetto dal dormirci sopra, anche perché per i clochard ci sono le strutture come l'albergo cittadino e chi vuole dormire all'aperto lo fa cercando posti riparati e non su panchine che, lunghe o corte, sono comunque scomode. In questo caso l'obiettivo è recuperare le zone degradate, come Campomarzo. Dal parco giochi alla libera palestra, percorsi igienici, bagni pubblici, spazi per la cittadinanza. Riconsegnare questi territori rinati, rigenerati, in questo caso completamente cambiati, alla popolazione.